Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus per il 30 giugno. La provincia di Venezia parte con la nuova di Venezia e Mestre. Il titolo principale è Pausini, acqua alta e pioggia. Il primo concerto bagnato stasera davanti alla Basilica. Il Mose non si alza, marea 95. Anche nel bis di domani sera sapete che sopra tot centimetri il Mose non si alza ma si bagna una parte di piazza San Marco, purtroppo sarà così. Venezia, il campus sarà diffuso, Brugnaro, il futuro è in terraferma e vedete questa bellissima foto dei ragazzi che lanciano i cappelli per aria. I camerieri sulle passerelle era meglio rimandare, ma questo riguarda ancora il discorso del concerto della Pausini. Il colpo dei cyber ladri, 50.000 euro alla Postamata Fossalta di Piave. Poi ci sono anche notizie di cronaca: cicloamatore che è colto da infarto in bici muore a Cavallino e un nonno che si tuffa a rischiare la vita per salvare i due nipotini, ma quale nonno non l'avrebbe fatto? Quasi conclusa la terza corsia a Portogruaro. Andiamo su Gazzettino, vedete A4, il tratto maledetto sarà finito un anno prima. A 16 anni fabbricava bombe e insegnava sul web a realizzarle. A Treviso, perquisita la sua abitazione, scoperta una rete di minorenni che è specializzata in armi ed esplosivi. E la condotta peserà di più, rimandato chi prenderà il 6, una volta era peggio. Comunque nel titolo principale è un titolo di carattere nazionale, quello del Gazzettino: migranti, l'Unione Europea aumenta i fondi, dal Consiglio Europeo arrivano 12 miliardi e mezzo per l'emergenza, Meloni è la nostra linea, il Premier conferma la frenata sul MES, non è il momento, Tajani BCE, critiche legittime. E andiamo anche a vedere il Corriere del Veneto, Movida, raffica di richieste danni, si parla ancora del caso Brescia, vigili denunciati a Verona adesso cominciano a fioccare perché c'è stata quella sentenza di Cassazione. Venezia pensa ai quartieri universitari e il PNRR, salgono a 9 miliardi e mezzo i fondi assegnati al Veneto. Zaia dice che è una grande occasione. Più in alto vedete questo cane che abbaia troppo e il vicino va a finire a dormire in hotel e fa causa, e anche qua sarà da capire un po' come ci si deve comportare, ma magari anche come si comportano i cani. Nella fotonotizia vedete che ancora si parla di Laura Pausini, 3 serate, la prima con gli stivali, Pausini, il concerto per gli alluvionati, arriva l'acqua alta, ma dice lei io non mi fermo. E sotto sesso con la figliastra, va in carcere quest'uomo che faceva dei regali alla ragazzina per avere sesso in cambio. E a Padova, figli 2 madri, Giordani insiste e la consulta legali, voglio registrarli, e va avanti così. Poi tenteremo anche noi di sentire il sindaco, abbiamo già provato un paio di giorni ma prima o poi arriverà. Mestre, uomo in arresto cardiaco, è stato salvato dai vigili del fuoco, i mitici gloriosi vigili del fuoco. Anche qui c'è il fondo indennizzo approvato, l'aumento al 40% per Veneto Banca e Popolare di Vicenza, che chi ha avuto questo tipo di problema ben lo sa e ben se lo ricorda. Al via Estate con noi, la campagna di educazione stradale della Polizia di Stato. E poi anche a Ca' Farsetti, come avete visto anche in altre notizie di altri giornali, a Ca' Farsetti la sottoscrizione del protocollo d'intesa Venezia sarà città campus. Poi naturalmente le altre notizie di Venezia Plus nella nostra pagina Notizie Plus. È tutto anche per Venezia.